C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. L'assemblea che ha determinato il rinnovo delle cariche associative, la nomina del nuovo presidente, che in realtà è un vecchio presidente, sono sempre io, quindi Massimo Vettarello, presidente di Attivi Verona. Naturalmente ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno ancora una volta accordato e vorrei invitare i numeri che illustrano la nostra associazione per il pubblico, per i vostri lettori e per i spettatori. Allora, il Conservizio Veneto è l'associazione di categoria che raccoglie le società di servizio pubblico di proprietà pubblica del Veneto. Raccoglie la stragrande maggioranza di queste società. Per dare un po' di numeri, sono rappresentate 28 società di gruppi e 125 aziende totali. Delle nostre aziende 6 operano anche all'estero, in alcuni paesi dell'est Europa. Serviamo più di 1100 comuni in Veneto e 4.700.000 cittadini. Le società dell'associazione hanno 13.713 dipendenti e generano un valore della produzione con un fatturato di 3 miliardi e 86 milioni. Adesso voglio dare un po' di numeri che riguardano gli specifici settori. Quindi nel mondo, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, darò solo alcuni dei numeri che trovate poi in cartella. Direi che molto importante è parlare del fatto che ben 1.200.000 tonnellate di rifiuti urbani vengono differenziati, questo credo sia un valore importante, che 1.045.000 tonnellate sono materiali che vengono recuperati attraverso questo processo, che il sistema dei nostri associati genera 145 gigawatt di energia dalla termovalorizzazione e 45 gigawatt dal biogas. Gli associati gestiscono sostanzialmente quasi tutto il ciclo integrato dell'acqua della regione e per quanto riguarda questo volevo citare i 346.000 parametri analizzati dai lavoratori delle varie aziende, quindi credo che questo possa servire per dare anche un'idea dell'attenzione e del controllo che le nostre associate fanno in un settore così delicato come l'acqua. Per quanto riguarda la gestione poi delle fognature di depurazione, volevo segnalare, che mi sembra rilevante, i 934 gigawatt prodotti dai fanghi di depurazione. Per quanto riguarda l'energia elettrica, potremmo citare il numero di gigawatt prodotti complessivi che è di 2097, di cui 1260 da fonti rinnovabili. Che generano 235.000 tonnellate di petrolio equivalente risparmiate grazie appunto all'utilizzo delle fonti rinnovabili e circa 554.000 tonnellate di CO2 in meno, sempre grazie a questa attività. I nostri associati mettono in rete ogni anno 4.372 gigawatt di energia.
che servono a soddisfare appunto i bisogni delle nostre aziende e dei nostri cittadini. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione stiamo parlando di 283.000 punti luce, di cui 204.000 a basso consumo, e anche questo mi sembra un dato che sia interessante rilevare. Per quanto riguarda il gas naturale stiamo parlando di 1.312 milioni di metri cubi di gas distribuito all'anno in una rete che è di quasi 10.000 km. Gli associati di Conservizi trasportano ogni anno 356 milioni di passeggeri. Un altro, dato che mi piace sottolineare, perché è uno dei punti che ci siamo dati con i colleghi dei trasporti, è l'accessibilità, e quindi mi fa piacere dire che su 1900 mezzi di trasporto, quindi tra urbani, extraurbani e tram, che girano per la nostra regione, la metà circa sono dotati di pedana per l'accesso ai disabili. È una percentuale che sta particolarmente aumentando, perché adesso con la nuova ondata di acquisti da parte degli associati che porteranno il nuovo della flotta, sicuramente questa percentuale è destinata ad aumentare. Bene, direi, ci sono altre poi attività e altri servizi che i nostri associati fanno, ma in questa fase probabilmente sono meno rilevanti rispetto. Scusate, però i nostri associati si occupano anche di bike sharing, car sharing, colline di ricarica, gestione di calore del riscaldamento, gestione di fontane e aree verdi, parcheggi, manutenzione strade, reti di fibra in fibra, impianti di telecomunicazioni, segnaletiche, semafori e quant'altro. Quindi un'associazione che è in grande salute, che sta allargando il suo campo di azione anche a segmenti e a settori che prima non seguivamo con attenzione, e sulla quale contiamo di lavorare per migliorare una serie di sinergie che sono già iniziate e favorire i fenomeni aggregativi che riteniamo siano il percorso migliore per poter generare servizi pubblici migliori e meno costi. Crediamo che quello sia un percorso. Voglio ricordare che in origine, fino a qualche decina di anni fa, un servizio era arrivato ad avere anche 400 soci. Il fatto che adesso i soci siano ridotti in numero significa che i processi aggregativi in questa regione hanno funzionato e onestamente, oggettivamente hanno generato delle sinergie, delle economie di scala che sono sotto gli occhi di tutti. Tanto per dare 2 o 3 termini in un campo che conosco molto bene, che è quello dei trasporti, le tariffe medie del trasporto pubblico veneto sono tra le più basse del mondo, direi, dell'Europa sicuramente e probabilmente anche l'Italia, ma tutte le aziende generano utili dalla loro gestione operativa, e quindi questo significa che se ci aggiungiamo a questo il fatto che i corrispettivi che arrivano dallo Stato di Veneto sono unitariamente tra i più bassi d'Italia, questo credo dia da sé il segnale di una grandissima efficienza. E l'ultima nota: oggi abbiamo appunto rinnovato le cariche, quindi il sottoscritto è stato rinnovato come presidente. Al mio fianco siederà come vicepresidente il professor Alessandro Melcarne, indicato dal gruppo ACEGA
interessa PS Anima di Padova, e da tutta una serie di consiglieri del Consiglio direttivo che rappresenteranno i vari settori e le varie aree territoriali, i cui nominativi sono stati forniti in cartella che non sto qua a leggere. Direi che, come dire, la mia presentazione potrei anche chiuderla qua se avete qualche domanda. Prima parlava di allargare gli interessi anche a settori prima meno considerati, ad esempio. Allora, già da quest'anno sono entrate nuove società che sono nel settore dei mercati generali, perché è un altro settore che ci interessa, dei mercati, dei mercati frutticoli, perché si legano anche alla gestione dei rifiuti, al recupero, al riutilizzo, al biogas, sono tutta una serie di attività che sono abbastanza sinergiche con i nostri associati. E di società che si occupano prevalentemente di parcheggi nelle aree urbane, perché, come dire, anche questa è un'attività che poi è molto vicina alla mobilità in genere e all'introduzione di servizi quali bike sharing e quant'altro. Una curiosità, scusi l'ignoranza, ma non vedo il gruppo Ascopiave, c'è qualche motivo? Non fa parte? Semplicemente per un motivo storico. Noi rappresentiamo il mondo dei servizi pubblici, come ho detto. Mancano tra le grandi aziende dei servizi pubblici del Veneto, manca il gruppo pubblicitario, perché il gruppo FS ha una propria associazione di categoria e partecipa solo a quelle delle aziende del gruppo che possono essere iscritte in nessun'altra associazione di categoria, quindi Pubblicitaria Veneto, Pubblicitaria Trenitalia e quant'altro. E il gruppo Ascopiave che sostanzialmente è fuori dall'associazione da sempre. Da quando è stato quotato in borsa. Quindi hanno fatto una scelta legata alla quotazione probabilmente. Grazie. Prego. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.